Guardate qua, che spettacolo! Stradina impestata, immersa nella natura. Vabbè, ma sei tutta così pazzesca, eh? Ciao a tutti amici e amiche bikers, benvenuti e bentornati sul canale di Fuserigno. Se ancora non vi siete iscritti, iscrivetevi per non perdervi motovlog come questo oggi spaziale, recensioni per articoli per auto e moto, test ride, chi più ne ha più ne metta. Signori, oggi tipica pausa pranzo di Fuserigno, lavoro mattina e pomeriggio, però ho qualche oretta libera di stacco e allora approfittiamone, signori, andiamo a goderci due belle curvette. Mamma mia, passo Tanamea, sempre una goduria, signori, che bellezza. Queste sono le pause pranzo che ci piacciono, che robetta, e voilà, che panorama ci regala il mio Friuli. Oggi giornata stupenda, guardate qua la Val Torre, che panorama ci regala, meraviglioso, temperatura perfetta, 20 gradi, panino con la mortadella, birretta rigenerante nel bauretto e chi ci ammazza. Andiamo a trovarci un bel posticino. E dove vi porto oggi? Ah, non lo so io. Oggi vi porto su Sella Carnizza, un passo alpino di 1000 metri, poco più, quindi molto tranquillo, però che non ho mai fatto, quindi vi faccio scoprire un'altra perla del mio bel Friuli. Sono quelle stradine magari un po' sottovalutate, non rinomate, però mi piace ogni tanto addentrarmi in questi posti poco conosciuti, poco rinomati magari. Stradine ovviamente non fate per correre, però anche un po' impestate, asfalto un po' grezzo, tornantini stretti in salita, però guardate qua dove stiamo andando, già da qua si gode, signori. Mamma mia, ogni volta che arrivo in questo posto, guardate qua, che panorama. Allora, per arrivare a appunto Sella Carnizza faremo un pezzettino di Passo Tanamea, che male non fa. Nice, godurioso, quello sì, bello da guidare, l'avete visto 1000 volte sul mio canale, sempre bello. Quindi facciamo un pezzo di Passo Tanamea e poco prima del confine sloveno gireremo per Sella Carnizza. E dove porta Sella Carnizza, direte voi? Porta in Val Resia, quindi dalla Valle di Sonzo andremo in Val Resia per poi tornare verso, ahimè, lavoro, verso Udine, tornare a lavorare in questa vita triste, perché bisogna lavorare, non si può andare solo in giro in moto a bersi birrette rigeneranti e mangiare. Se non bestemmio, guarda. Perché bisogna lavorare? Ah, non lo so io. Vabbè, godiamoci due curvette, quella del Tanamea che è meglio, va? Probabile il Tanamea, signori. Mamma mia, e si va. Tac, tac. Che bello il Tanamea. Signori, pian ciclamini, che meraviglia. Eccolo qua, rifugio pian dei ciclamini, dove si mangia bene, si dorme bene e si può partire, vedete, welcome bikers, anche per diverse camminate. Ci sono vari sentieri che partono da qua, bellissimo. Ecco, adesso noi qua, invece di andare dritti in Slovenia, gireremo, ecco qua, Sella Carnizza, si gira qua, comune di Resia, via. Da qua tutto nuovo per me, mai stato. Andiamo in esplorazione, signore. Ah, in parte, porca, vai a destra, non mi interessa che non c'è nessuno, stai a destra. Ecco, guardate che strada grande. E sicuramente a doppio senso, quindi stradina impestata, immersa nella natura. Pensavo fosse così stretta. Vabbè, ma sei tutta così pazzesca, eh? Intanto che mi intrufolo in Sella Carnizza, guardate qua,
Sembra di essere qualche film di fantasy, andando a cercare gli Hobbit, i Puffi, Gargamella. Perché vado avanti vi racconto due cose ovviamente di storia. Questo passo ovviamente, come tanti passi di montagna, è stato costruito per far spostare le truppe della prima guerra mondiale e dopo usufruito ovviamente anche durante la seconda guerra mondiale. Ovviamente va ad unire la Val di Sonzo alla Val di Resia, dopo infatti andremo a sbucare a Resiutta. Mamma mia, c'è nessuno? Cucù. Ah, o Pivetti o è di fiducia, Addirittura ho letto, forse lo vedremo più avanti, che c'è uno spiazzo, quindi bello grande, che veniva usato per far atterrare gli aerei militari, no? Impestatissima, mamma mia, magia friulana, signori, che spettacolo. Guardate dove stiamo andando qua, pazzesco. Ah, queste sono quelle strade da fare veramente con calma, godersele, in mezzo al nulla. Comunque dopo la seconda guerra mondiale è stata anche molto presidiata e fortificata con dei bunker e delle postazioni per la guerra fredda, quando ovviamente c'era un grande terrore della Russia, dell'ex Jugoslavia, come vi ho già raccontato in tanti miei video. Ovviamente qua in Friuli abbiamo il confine con la Slovenia, pieno di storia della prima, seconda guerra mondiale, guerra fredda. Ritroviamo tantissime fortezze, fortificazioni sul confine. Me l'aspettavo piccolina. Ah, vedete, ci sono anche degli stavoli, infatti avevo letto che è anche molto rinomata appunto per gli allevamenti ovviamente di mucche. Adesso non so se ancora presenti o presenti nel passato. Ogni curva è una preghiera. Tocca ferro! Che meraviglia! Magia con 3G. Ditemi voi, Fusarini, come fa dopo essere stato qua? Adesso magari appena trovo un bel posto mi bevo la biretta rigenerante in mezzo al panino con la mortadella, tornare a lavorare. Ci torno col sorriso, quello sicuramente. Queste sono le pause pranzo che ci piacciono. Guardate qua come si apre, bellissimo. Ah, vedete qua, c'è bar ristorante. Hai capito? C'è anche un bel ristorantino qua, baita. Che meraviglia. Ah, vedete, qua sono i famosi stavoli di Gnivizza, appunto, che avevo letto, erano presenti appunto qua. Li hanno anche ristrutturati per bene, che bello. Questo era un piccolo villaggio stagionale e qui appunto salivano le famiglie della frazione resiana di Gniva dalla tarda primavera fino ad autunno inoltrato per condurre il proprio bestiame all'alpeggio. Quindi classica vita del contadino con la fattoria, con le mucche. Quindi c'è tanta storia, pensate voi, fantastico. Cose ormai quasi più uniche che rare. Proseguendo li guardiamo meglio. Guardate qua che spettacolo, e sono tutti stavoli risistemati, restaurati e mantenuti con la forma attuale, stavo leggendo, bellissimo. Sicuramente anche adibiti a case vacanze adesso, però bello che appunto si preservi così questo posto, bellissimo, fantastico. Guardate che panorama. Questo diciamo era il punto più panoramico, più bello da vedere. Tanta roba, bellissimo. Si apre un piccolo borgo veramente così dal nulla, impressionante. Su qua altri bikers. Eccoci qua, Sella Carnizza, 1086 metri sul livello del mare, bellissimo. Salutiamo gli austriaci, Cappone GS. Ed eccoci qua al momento più bello del giro, birretta rigenerante, panino con la mortadella. Ma chi ci ammazza? Chi ci ammazza? Sentite? Silenzio in mezzo alla natura, Sella Carnizza.
meraviglioso, bello, strada impestata, però vabbè, dai. Andiamo alla scoperta anche di questo passo. Abbiamo timbrato con l'adesivo Fuserigno, adesso birretta Paninazzo e ripartiamo. Bene, birretta rigenerante bevuta, panino con la mortazza magnato, top, e un'altra pausa pranzo veramente spettacolare. Abbiamo esplorato anche questa Sella Carnizza, adesso esploriamo come si scende verso Resiutta, come vi stavo raccontando appunto. A Val di Sonzo si va a collegare con questo valico alla Val di Resia. Comunque, per essere un valico stretto, insidioso, non sicuramente fatto per correre, sono passate tantissime moto, quindi anche abbastanza conosciuto nel suo piccolo, addirittura austriaci, tedeschi. Secondo me, piuttosto di fare la classica statale appunto che da Tarvisio va giù verso, diciamo, la mia zona, Cividalese per dire, o comunque periferia, Tarcento, periferia dopo di Udine, magari qualche navigatore ti manda appunto per questa Sella Carnizza per farti fare due curvette. È una piacevole sorpresa. Qua la strada sembra anche un po' più larghetta, sicuramente più scorrevole. Tra l'altro parlavo con un bikers qua insieme al passo mentre mangiavo il paninazzo e bevevo la birretta rigenerante. L'avevano riaperta da poco questa Sella Carnizza perché era chiusa da qualche anno, mi pare, causa frane, quindi non è da molto che ha riaperto. E c'era questo ragazzo che dopo 15 anni di Vespa mi ha raccontato, ha fatto il primo giro appunto qua in Sella Carnizza con la Vespa e adesso ha preso una Tracer 900 e per inaugurarla il primo giro appunto come per la Vespa è venuto proprio qua. Infatti gli ho fatto una foto, se per caso vedi questo video ti saluto. Ma che bellezza anche qua, ragazzi, mamma mia, bellissimo. Anzi, vi dirò, forse è più bello questo tratto rispetto a quello da dove l'ho preso dal passo Tanamea. Bellissimo, mi ricorda a tratti anche magari il passo Rest questo pezzo, bellissimo. Bello, meraviglia, così ponte, che fiumi, così che scorrono sotto, bellissimo, che pace. Niva, vedete qua è quel paese dove parlavano appunto prima nel cartello riguardo agli stavoli, quindi arrivavano da lì, è quel paese lì. Andiamo verso appunto Resiutta, guardate qua che meraviglia, che bella anche questa stradina, signori, mai fatta. Cosa vi devo dire? Friuli, come sempre, ve lo dico, Friuli. Mamma mia, ma che scorci. Insomma, Sella Carnizza, da dove salite, vi fate una bella sparata di quelle goduriose. E anche questa strada per arrivare a Resiutta adesso scendendo, bellissima. Che bello abitare in Friuli. Serve dirlo? Non serve dirlo. Piovesse un po' di meno, Gesù Cristo. Vabbè, non si può avere tutto, no, nella vita. Eccoci qua, siamo arrivati sulla statale. Bene, adesso la strada per tornare a Udine è bella dritta e noiosa. Comunque Resiutta, piccolo aneddoto, se ci passate, grissini superlativi, sono strabuoni, tanta roba, sono famosissimi qua in Friuli, costano un fottio ma c'è un perché. E poi c'è anche un ristorante trattoria dove si mangia un polletto che è la fine del mondo, quindi Resiutta al suo perché, signori. Dai, io vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella, lasciare un like se vi è piaciuto il video, lasciare un bel hype se vi fa piacere. Come sempre, da vostro Fuserigno, buona strada, ciao!